18 sbarchi in un giorno. L'hotspot di Lampedusa di nuovo al collasso con 1000 migranti ospiti e il ministro dell'Interno che si limita a disporre il loro trasferimento in altri centri come Porto Empedocle, che continua ad essere luogo di appoggio per chi continua ad arrivare liberamente. 18 sbarchi in un giorno dà la misura dell'incapacità a gestire la situazione che dovrebbe costringere le autorità a tenere bene aperti gli occhi perché c'è l'altra emergenza, quella sanitaria, che non dà tregua. Invece si continuano a registrare sbarchi come se nulla fosse, come se il problema non esistesse nella sua drammaticità. E così il lavoro della Prefettura di Agrigento si riduce nel curare i trasferimenti dei migranti. Saranno infatti 107 quelli che verranno trasferiti a Porto Empedocle in attesa di altri arrivi e di altre disposizioni del ministro Lamorgese.